troviamo a Cormons, gentili telespettatori, a casa di Luigi Bigotto. Luigi Bigotto è stato un calciatore in passato, ha militato in diverse squadre a livello anche nazionale. Poi una volta, come si dice, ha preso le scarpette al chiodo dopo aver finito e aversi tolto le soddisfazioni a livello Friuli Venezia Giulia, ha deciso di fare il dirigente, ma non solo. Lui è un figlio d'arte perché suo papà, Marino Bigotto, è stato un arbitro, un dirigente sportivo, un vulcanico uomo di sport che ha dato e ha lasciato tanto alla comunità cormonese e friulana. Perché siamo da lui? Perché visto che ormai diciamo è in pensione, non sapendo cosa fare, cosa hai fatto, Gigi? Cosa ho fatto? Ho avuto quella brillante idea che se mi sente mia moglie mi butta fuori di casa, di fare tutti i ricordi delle squadre nate nel Cormonese, di cui partendo Cormonese, Brazzanese, subito dopo la seconda guerra mondiale Alba Unione Polisportiva Cormonese, poi sono nate Leon Bianco, calcio femminile, erano gli arbitri, di cui era presente mio papà, poi le vecchie glorie, una decina naturalmente di club sportivi. Sono partito poi facendo la storia un po' iniziale dei vari comuni limitrofi. Oltre che come sotto il comune di Cormona della Brazzanese ho fatto San Lorenzo, Muraro, Corona, Mariano, Mossa, Corno di Rosazzo, poi San Giorgina, La Tisana, 1919, poi Cherda Monfalcone, Progorizia, Triestina, e in cui nella Triestina che giocava un cormonese, Mian, Germano, assieme a Rocco, il Napoli anche. Una delle vecchie fotografie del Napoli in cui erano entrambi giocatori. Ecco, noi mentre tu stavi parlando comincia a scorrere, no? Una carrellata delle immagini che abbiamo raccolto con la nostra telecamera all'interno della tua cantina per far conoscere, no, ai telespettatori quello che stai facendo. Soprattutto qui, questa sarà poi una mostra, perché nel 2015 so che hai in programma di esporre queste cose. Esatto, sì, mi hanno già chiesto un paio di loro, in cui del torneo che a nome di mio papà il prossimo anno sarà 35 anni, e i responsabili dell'On Bianco mi hanno detto faremo la mostra con una stanza apposita per quanto riguarda tutte queste foto. Ne ho fatte, diciamo, nei cornici circa 27-28, perciò ho lavorato in 4 mesi, ma anche cercando dalle origini, perché sono belle le origini, con i vari personaggi, anche quelli che andavano a vedere le partite con atteggiamenti alquanto, possiamo dire, non posso dire ridicoli, ma comunque vederli con soddisfazione i vecchi tifosi. Soprattutto quando il calcio era ancora pane e salame, ci si divertiva, si Esatto. passava 2 ore insieme, poi finita l'attività agonistica un buon bicchiere di vino e si tornava a casa. Ecco, quello che era il bello dello sport era che ci si poteva sì prendere in giro, però mantenendo l'educazione e il rispetto di ognuno. Vinti o vincitori, comunque si andava a bere assieme. Senti, quando hai trovato queste foto, comunque articoli dell'epoca, perché so, tra l'altro non parli solo di calcio, ma anche di ciclismo, di pugilato. Sì, allora naturalmente mio papà, che era un vulcano... Perché permetti, ho detto tuo papà era un vulcanico all'interno dello sport. Dello no? sport. Perché Allora, Cormons è una culla sportiva. esatto, era allora iniziativa a livello nazionale, posso dire, perché il calcio femminile, che io quando giocavo in Toscana ho organizzato io una partita di calcio femminile, ma le squadre sono entrambe venute dal Friuli Venezia Giulia. Era una squadra di Turiaco e quella di mio papà, in cui militava l'ex nazionale Elena Schiavo. E ho fatto i manifesti Friuli Venezia Giulia contro Toscana. Ho riempito lo stadio, è la più grande soddisfazione che ho anche avuto, perché il rischio economico era tutto basato sulle mie spalle, ma è andata bene. Senti, al di là di questo, però dicevamo Cormons capitale dello sport, proprio perché qui non si parla e non si mastica solo calcio, ma pallacanestro, pugilato, ciclismo. Anche grandi personaggi dato sono venuti a trovarvi, no? Sì, ieri sera ad esempio mi sono trovato con Sergio Taucher, che è una storia del basket. Per chi naturalmente segue il basket sa di cosa dico questo eccezionale personaggio, in cui è venuto anche con me una volta a Tele Pordenone.
Abbiamo avuto ospite l'altra domenica. Sì, sì, e l'abbiamo trovato lì la Centa, e che in cui si è inginocchiato a vederlo, certo, questo personaggio. Insomma, parliamo di un personaggio che ha fatto la storia dello sport, raccontandolo. L'alternativa alla Rai era telecapodistica, no? Poi il ciclismo, naturalmente anni 20 c'era la squadra ciclistica del Cormonese, e un aneddoto che mi ricordo quando avevamo il bar sport, mio papà gestiva il bar sport, e c'erano due di questi qui che facevano allenamento in biciclette rare, per chi poteva allora acquistarsela, e vedono a 2 chilometri un traguardo, dico facciamo la volata, hanno fatto la volata, ma era in corso la corsa, invece credendo che erano i due fuggitivi si è sciolta la gara in quel momento, hanno dovuto scappare perché sennò erano botte. Senti, so che Fausto Coppi era di casa da voi, sì, no? Sì, anche Fausto Coppi, sì, mio padre era un appassionatissimo, Coppiano proprio convinto. Dico, sì, ma anche ha creato il busto di Fausto Coppi, abbiamo trovato l'elenco di tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo. Sì, è vero che da queste parti veniva anche un certo Rick Van Steenberger? Sì, o sbaglio, no? Sì. L'imperatore veniva chiamato all'epoca. Sì, ma no, lì l'abbiamo seguito nei vari giri d'Italia, come Bobè, Luison Bobè, Bartali, Magni e quant'altri, insomma. Qui erano le due diciamo tifoserie, era Bartali e Coppi allora, ed era tutto un prendersi in giro. E poi si animava così la gente, no? Sì, perché nel bar io ho salvato anche quei cartelloni che faceva mio papà, e io naturalmente dovevo aiutarlo per forza. Erano le tappe, ad esempio una Milano-Torino, per fare un elenco, c'era anche il Tour de France, e come si arrivava allora con la radio a percepire chi è arrivato dal primo al quinto posto, con la classifica anche, e come anche i ritirati, e una parte aspettava fuori del bar l'esposizione di questo cartellone, uno era all'interno e uno all'esterno. Possiamo dire che tuo papà ha inventato il processo alla tappa in un certo senso? Insomma, si potrebbe anche dire, allora erano tempi che pochissimi avevano queste idee, non c'erano neanche le possibilità economiche, certo. Si doveva certo cercare l'aiuto a tutti gli sportivi. Ecco, pochi forse lo sanno, perché d'altronde da un paio d'anni non abbiamo più qualche nostro rappresentante in nazionale o a livello elite del calcio. Però insomma Cormons, e non solo, ma l'Isontino, il Friuli ha dato parecchi campioni, no? Ricordiamo, oltre ai soliti Zoff, Capello e compagnia. Parlando proprio con Bruno Pizzu, che sono molto amico naturalmente, adesso è anche qui a Cormons, rimane tutto il mese di dicembre, e la provincia più ricca di calciatori è stata la provincia di Gorizia rispetto a quella di Trieste, Udine o Pordenone, e lì sono nati, non so, probabilmente perché si continuava a giocare al calcio, perché i paesi molto attaccati era molta selezione, ma in ogni modo la provincia di Gorizia ha dato moltissimi giocatori di AIB. Cormons addirittura negli anni cavallo tra 50 e 60 ne aveva 22 tra Serie A e Serie B. Ecco, perché insomma era una fucina, no, all'epoca. Ricordo sì. San Lorenzo, Ito Rosso, e poi Buffin, Blason, Blandolin, Unema, molti ex calciatori dell'Udinese. Lo stesso Leonardo Vecchiet, che era il medico della nazionale, era di Morano. Esatto, sì, Vecchiet, sì. E Berzot. Berzot di Aiello, caspita, insomma, di quelli sono qua della nostra e Valcareggi anche, certo. Per non parlare di Rocco, insomma, ecco, che è conosciutissimo. Senti un po', la passione porta a dire che questa mostra insomma si sta arricchendo. Noi abbiamo fatto soltanto alcune immagini, perché non vogliamo rubare poi la scena a te nel 2015, perché giustamente hai detto 4 mesi di lavoro non sono bazzecole, no? Ma 4 mesi di divertimento, io sottolineo questo, no? Magari innaffiato con qualche buon bicchiere di Tokai vicino per dargli la spinta. Questo, a Cormon non mancherà mai questo, certo, ci mancherebbe altro. Però devo anche ricordare che abbiamo quei due ex arbitri internazionali, Barbaresco e Toselli, della sezione di mio papà, ma
quando erano loro c'erano anche segnalini e altri arbitri di Serie A e Serie B, non erano solo loro due, tanto per dire. Poi ho avuto anche un'altra, mio figlio, che ha fatto un anno come operatore atletico all'Udinese con Zaccheroni, adesso non è più qui, abita in Brasile e lì ha trovato Pelé da pochi giorni. Perché facciamo gli auguri a Marco che è diventato papà, tra l'altro. Sì, esatto. Poi lui sai che mi segue attraverso i miei canali, anche attraverso il web, no? Si tiene informato e aggiornato di quello che succede dalle nostre parti. E devo dire che il mio amico Omar Costantini è bravo nel rubare tantissime notizie, e perciò un giornalista deve avere quelle proprietà. Sì. Grazie. Ma io sono una piovra dell'informazione, no? Sì, esatto. Lo sai come si dice a Dolegnan, no? Sì. Senti, unica cosa che mancano i tretas, no? In queste foto. No. Forse i nostri telespettatori non sanno cosa sono i tretas. Allora, ho avuto occasione di parlare anche in Toscana, che ero 2 o 3 mesi fa per appunto un revival degli ex giocatori dove giocavo io, tra cui Spalletti, Allegri, Ulivieri e Ricomini, e ho parlato proprio, se qualcuno sa dei tretas, c'era uno. Sì, un triestino, ma solo dalle nostre parti, neanche Udine non sanno i tretas. I tretas, poi abbiamo fatto una ricerca così storica con Bruno, perché si parlava, ma come mai i tretas sono... I tretas cos'era? Pensavamo una parola inglese, no. Invece austro-ungarica, veniva da un paio di scarpe di lavoro nel fango dove avevano questi bulloni, e da lì sono nati le scarpe di gioco che noi da allora si chiamavano qui tretas. Infatti nella zona dell'ex impero austro-ungarico come Cormons e via dicendo, esatto. Ma anche nel Friuli, quella zona del Friuli che era sotto l'Austria, ma la stessa cosa lo si dice di Cadalclappa, che dalle mie parti, sì. Manzano, Dolegnano, San Giovanni, Villanova, insomma si usa ancora questo termine tretars, sì. Per definire. Come avevo, quando ero in Toscana ho chiesto a Spalletti, senti, mi sai dire perché si gioca in 11, non in 12 o in 13? Pochi sanno. Perché, o pochi insomma non sanno, e basta cercare, ci sono anche degli iscritti, perché è nato il calcio moderno in Inghilterra, nei college erano le camerate da 11 ragazzi, e così è nata la squadra da 11. Senti, andiamo a concludere questa nostra intervista, chiacchierata, diciamo così, in amicizia, per ricordare insomma qui quante squadre sono raffigurate nella tua mostra o raccolta. Le devo elencare perché mentalmente così il numero... una decina, insomma. No, di più, una ventina. Certo, ci sono foto d'epoca anche degli anni 20, come abbiamo detto. Ho cercato dai libri che ho, tramite mio papà, tramite altre ricerche, tutte le prime formazioni delle società qui limitrofe, oltre che Cormons, come ho detto, Progorizia, Triestina, Udinese, Corno Rosazzo, Mariano, Coronna, San Lorenzo, Moraro, Mossa e la Tisana, San Giorgina, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quando il calcio era di rigore e il ballon era il ballon. Sì, e non esisteva allora né le reti dietro la porta, no? Né il recinto di protezione, era un fil di ferro in qualche caso, neanche quello. Certo, allora Gigi, noi ti ringraziamo per averci ospitato in anteprima per questa tua iniziativa, ti auguriamo buon Natale a te e alla tua famiglia, e non resta che attendere l'anno nuovo per il taglio ufficiale del nastro. Grazie e altrettanti auguri a tutti. Devo dire la verità che Francesca ogni anno la vedo sempre più splendida. Perché? Perché lei arriva dalla Carnia, e la Carnia sappiamo che ha quell'aria particolare, ad Ampietz in particolare, Voltois, per precisione, che sa dare quel tocco di friulanità, montanalità, ecco, mettiamo l'apostrofo giusto, sì. E l'accento, anche già che ci siamo, e lei è sempre splendida, unica, inimitabile, io gli farei un applauso, grazie. Senti, hai già, non è che adesso con questo... Il cuore mio non dorme mai, sa che di un'altra adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché? In quel momento
debutta ufficialmente una giovane voce che farà la carriera e la storia della RAI nello sport. Signore e signori, ha fatto non so quante telecronache nella sua vita. Sul palco Bruno Pizzul. Idea. Lo so, abbiamo proprio provato 3 secondi fa. Bruno, io ti cedo subito il microfono perché davanti a me ho un monumento nazionale. No, possiamo dire il nostro papà putativo in un certo senso, perché è stato il nostro ispiratore. Noi siamo qua anche grazie a questo signore qua che ha raccontato quante telecronache? Ma non ne ho idea, più di 3.000 sicuro, ma non lo sai troppo. Spiero Talcon. Lui era un buon centro-mediano metodista. No, sistemista. Sistemista. Sistemista col WM, no? Centromediano, quando il centromediano aveva un compito ben specifico. Quadrado e Fernandez, Kirov e Hiller. Che vestono le maglie di Armero e Obodo. Come potete vedere L'Armiani può dire come Andanovic e poi Cristian Battocchio. l'ala destra incrocia l'estremo difensore, lancio lungo, pallone e palla lunga e pedalare. Si è appena conclusa, gentili telespettatori, la serata dedicata a un gol per la vita. All'interno dell'auditorium delle scuole di San Giovanni al Natisone, come ogni anno l'Udinese Club SGN vuole essere vicino non solo ai suoi tifosi ma alla gente comune che ha dato una mano e magari non gli si dà il giusto premio per quello che ha fatto. E allora anche quest'anno eravamo presenti, indegnamente il sottoscritto, ma affiancato dalla collega amica di Telefriuli Francesca Spanni. Un altro anno si ripete, se anche qua quest'anno. Prego, no, mi rivolga la domanda. Le rifaccio la domanda, lei peggio di Andreotti, ho detto anche quest'anno è qui presente. Io sono sempre presente, a questa cosa io ci tengo e sono un assiduo di queste cose. Purtroppo ormai la mia età è agli sgoccioli. Però sei qua. Però sono qui, presente, sempre presente. Duri al pezzo, come gli alpini. Duri al pezzo. Con un poco di voce di quello che ti resta, insomma raccontare anche quest'anno è andata in porto appassionatamente, come si dice, ma sta di fatto che avete fatto il gol importante anche nel 2014. Sì, abbiamo anche quest'anno realizzato una serata dal mio punto di vista perfetta, abbiamo avuto parecchi ospiti che hanno voluto essere di persona qui presenti, anche perché ormai ci conoscono quella che è in pratica la sostanza della serata, una serata di beneficenza. Quest'anno abbiamo portato delle cose nuove, la storia della signora Bonso Rietta, abbiamo portato Alessandro Orlando, un ex campione, abbiamo portato oltre a loro anche le solite associazioni che noi diamo un contributo come ogni anno, i cantanti eccetera eccetera. Io direi dal mio punto di vista dimenticavo le ballerine, che quest'anno è stata una novità, le ballerine e naturalmente anche le modelle che hanno sfilato per noi. Dicevo, una serata completa, naturalmente anche basandomi su 2 presentatori di classe, naturalmente Balos, Omar e Francesca, mentre posso solo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano in qualsiasi modo, ma che ci hanno aiutato a realizzare questa serata.
Allora, in rappresentanza del Comune di San Giovanni Latisone abbiamo l'assessore Budini, anche quest'anno insomma lo sottolineiamo, ripetiamo, grande successo, sta di fatto che qua si gioca sul sicuro. Sì, si gioca sul sicuro, comunque una serata all'insegna della solidarietà e dello sport. Come dicevo anche prima, mi piace pensare che un'attività fisica, un'attività sportiva venga presentata, venga proposta alle fasce più giovani e poi in divenire anche a quelli un po' più grandi, e contemporaneamente nel contempo si parli anche di solidarietà, si voglia sensibilizzare i giovani alle problematiche sociali, alle fasce più deboli, quindi alle persone che hanno bisogno. Quindi benvengano queste iniziative, solidarietà e sport. Bene, ringraziamo l'assessore Budini, non resta che ringraziare voi per l'ascolto e dirvi e darvi la più cordiale buonasera, come si dice in questi casi, però buon Natale e un felice anno nuovo. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Grazie.